Mi chiamo Mattiello Giovanni, sono presidente del Circolo House di San Trovaso. Attiva circa 30 anni. Circa 30 anni sono che siamo Circolo Anziani House e troviamo delle difficoltà perché non abbiamo sostituti che ci danno il cambio e perciò ci troviamo un po' in difficoltà, ma anche con l'età avanzata cerchiamo di rimanere là e collaborare tra di noi. È molto anche istruttivo, anche se abbiamo un'età avanzata, però trovandosi assieme, perché a casa si parla poco, non ci si trova mai, e trovandosi tra di noi, le nostre età, è giusto collaborarsi. Tutti ci sono dei balli, abbiamo dei corsi di ballo e collaboriamo anche con un coro che viene da noi e li abbiamo lasciati nello spazio in modo che possano esercitarsi. E poi diamo beneficenza perché noi abbiamo anche un reddito, diamo beneficenza a queste associazioni che sono in difficoltà, che hanno anche Casa Curato, così, e diamo questa beneficenza perché così li possono portare fuori anche questi ragazzi che hanno là, perché sennò rimangono sempre là dentro su quell'ambiente, almeno escono e senza un aiuto non ce la farebbero a farlo. Abbiamo circa 250 iscritti e volontari siamo sui 25-30 persone che ci aiutano, però le nuove generazioni non vengono, sono restii sul venire da noi perché siamo più in età avanzata e loro si sentono più giovani giustamente e fanno altre cose. Obiettivi sarebbero che continuasse, che andiamo abbastanza bene, che continuasse anche in questo sistema qua e cercare di coinvolgere più i cittadini di San Trovaso, perché qua ci troviamo, non abbiamo più negozi, non abbiamo più, siamo proprio un paese ormai che sta decadendo, per essere precisi, e vengono da noi così si può parlare, dialogare tra di noi stessi, è molto importante.